Prosegue la striscia positiva dell'Imoco Conegliano che al Palau Bibanca di Cuneo trova la 21esima vittoria in campionato su altrettante partite, anche se per la settima volta in stagione lascia per strada un set. Dall'altra parte della rete, una Bosca San Bernardo Cuneo autrice di un'ottima prova che per metà partita riesce a tenere testa alle campionesse d'Europa. Santarelli, dopo il successo contro Monza, schiera in campo fin dall'inizio Paolo Egonu opposta a Volos, mentre in banda si affida a Mackenzie Adams e a Omurui che permette a Silla di riposarsi. Al centro De Cruyff e Folì, mentre in seconda linea la solita Mochi De Gennaro. Scelte obbligate per Pistola che conferma il sestetto che una settimana fa aveva avuto la meglio in 3 set contro Trento. Massiel Matos ancora una volta titolare al posto dell'infortunato unguriano, con Bizzi opposta a Signorile, Candia e Zaccheio al centro e Giovannini in banda insieme alla domenicana. Le gatte biancorosse partono bene e grazie ad un ottimo servizio e ad una ricezione non perfetta delle Pantere riescono ad ingarbugliare le ospiti che a metà set si trovano addirittura costrette ad inseguire di 4 lunghezze sul 20-16. De Cruyff e compagnie però, trascinate da un ottimo Morui, riescono a cambiare ritmo e soprattutto ad aumentare l'efficacia in attacco agganciando le cunesi sul 22-22 e a trovare il sorpasso decisivo sul 23-24. Un set giocato a ritmi bassi dalle campionesse d'Italia, complice anche una prova quasi perfetta delle biancorosse. Il copione nel secondo set non sembra cambiare, con Cuneo che continua a spingere, trascinata da una Matos ormai a suo agio nel nostro campionato e da una Zaccheu sempre solida in attacco. Conegliano, d'altro canto, è troppo fallosa ed è nuovamente costretta ad inseguire. 20-16 per Cuneo, come nel primo set, ma questa volta Bizzi e compagni riescono a difendere il vantaggio chiudendo il set 25-21, obbligando per la settima volta in questo campionato Conegliano a perdere un set. Santarelli prova a scuotere le sue ragazze che cambiano decisamente ritmo nel terzo parziale che grazie anche all'ingresso di un ottimo Magichel trovano più sostanza in attacco. Cuneo tiene botta solamente per metà set per poi sprofondare e cedere alla distanza. 25-17 Conegliano e gerarchie ristabilite. 2-1 per l'Imoco che nel quarto set ci mette poco a liquidare la pratica trovando un successo che permette alle venete di allungare a 21 la striscia di vittorie consecutive in campionato su altrettanti incontri disputati. Buona prestazione invece per Cuneo che per la prima volta nella sua storia strappa un set a Conegliano e soprattutto acquisisce morale e consapevolezza in vista delle prossime sfide sulla carta nettamente più abbordabili. Sì, queste partite sappiamo che non sono semplici perché con squadre così che su ogni pallone danno tutto, dobbiamo sempre tenere la testa alta, però siamo riuscite alla fine a tenere tre punti e siamo contente.